Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Ben ritrovati a tutti gli amici di Veneto 1, a chi ci segue sui 97 e 500 di Radio Veneto 1 e a chi ci guarda sui nostri canali, il nostro portale video, i nostri canali social. Un nuovo appuntamento di Veneto 1 con voi dedicato all'attualità politica. Nostro ospite quest'oggi Dimitri Coin, deputato trevigiano della Lega. Ben trovato, grazie per essere insieme a noi. E grazie a voi per l'invito e ben trovati a tutti gli spettatori. Dimitri Coin, tra l'altro lo ricordiamo, è appunto, come dicevamo, parlamentare, deputato, componente della Commissione Affari Esteri e Comunitari, della Commissione Agricoltura, nonché della Commissione di Vigilanza sui servizi radio-televisivi, insomma la Commissione di Vigilanza RAI, come viene definita, quindi anche tanti argomenti specifici cui è chiamato ad occuparsi. Però noi vorremmo cominciare un po', insomma, Coin, dalla stretta attualità. Si è molto parlato in questi ultimi giorni del tema immigrazione. Se mai fosse calato nell'attenzione, ci ha pensato la vicenda Sea-Watch a riportarlo alle cronache, a rialzare anche la temperatura, al di là di quelle meteorologiche roventi, anche nei rapporti internazionali. Insomma, anche in queste ultime ore, come dire, i partner europei sono tornati ad attaccare l'Italia. Il ministro, vice premier Salvini, leader del partito che lei rappresenta, insomma, ha replicato duramente. Ecco, come legge questa vicenda? Torna a salire la tensione? È sempre la logica di una partita politica molto, molto più ampia. Le elezioni europee hanno decretato un rafforzamento importante della Lega e quindi un rafforzamento importante di Matteo Salvini anche nel panorama politico internazionale e quindi europeo. La Francia e la Germania, che in questo momento sono un po' più appannate rispetto alla figura in assoluta ascesa di Matteo Salvini, puntano ad attaccare e mettere in difficoltà l'Italia. Questo si sta verificando sia con la questione della Sea-Watch e le prese di posizione di questi due stati prevalentemente, ma anche con le situazioni economiche, quindi con quello che stiamo vedendo dal punto di vista con possibili, probabili procedure di infrazione nei confronti dell'Italia da parte di una Commissione europea che verrà sostituita a brevissimo. Certo che prendere lezioni di gestione di immigrazione da parte della Francia, che ti riporta gli immigrati che loro ricevono, i clandestini che loro ricevono di notte attraverso i boschi o di mattina presto attraverso i boschi nei confini italiani, o dalla Germania che dopo averli sedati, drogati, li rispedisce indietro, è francamente abbastanza singolare. Piuttosto la Germania dovrebbe preoccuparsi di dare giustificazioni su come un proprio cittadino abbia avuto una condotta di quel tipo, e mi riferisco al capitano della Sea-Watch. Carola Radecche, che lo ricordiamo è di nazionalità tedesca. La nave, la Sea-Watch, batte bandiera olandese e l'ONG è tedesca. E l'ONG, che appunto fa da armatore, è tedesca. Ecco, lei diceva, appunto, citava la Francia, i boschi, e tra l'altro è un problema che abbiamo anche qui in Italia, perché si parla molto di questi sbarchi, giustamente, che arrivano via mare in Sicilia, però poi abbiamo visto anche i dati, c'è questa frontiera orientale con il Friuli Venezia Giulia, da cui insomma arrivano anche lì decine di persone. Forse appunto un tema che fa meno notizia, ma anche quello è un fronte apertissimo nel vero senso della parola. È assolutamente un fronte aperto. Tutta l'area balcanica rappresenta una rotta per l'immigrazione davvero importante e sulla quale avere una massima attenzione. Un ruolo importante nel fronteggiare questo tipo di immigrazione lo svolgono i paesi di quell'area. Ricordiamo che negli anni scorsi la Turchia ha ricevuto 2 tranche da 3 miliardi di euro, quindi 6 miliardi di euro per fermare l'avanzata di migranti che passavano attraverso la Turchia. Però ci sono anche rapporti con altri stati, come ad esempio la Serbia, un paese che in questo momento ha rafforzato e sta rafforzando ancora di più le relazioni diplomatiche con
l'Italia, con il nostro paese, in particolare anche specificatamente con Matteo Salvini, e sono assolutamente a disposizione per frenare il passaggio, anche se probabilmente alla Serbia ne passa una parte minoritaria. Abbiamo avuto un incontro nel quale ho partecipato anch'io con il ministro degli esteri serbo, dove lui si è dichiarato assolutamente favorevole prima di tutto a capire qual è la politica dell'intera Europa su questo frangente. Poi la Serbia è assolutamente a disposizione. La Serbia però è un paese che l'Europa sta tenendo, secondo me, volutamente ai margini dell'ingresso all'Unione Europea. È un paese che sta chiedendo e sta facendo esperendo tutte le pratiche per poter accedere all'Unione Europea, però è in un momento in cui è ancora abbastanza in stand-by. A fine anno dovranno concludere il loro percorso e poi vedremo cosa succederà. Se si vuole avere una collaborazione con loro bisogna essere accomodanti, andare anche incontro a quelle che sono le loro esigenze, se no vuol dire che tutto sommato all'Europa va bene questa situazione. Ma bisognerà tornare a creare un confine fisico, proprio inteso come barriera, in questo nostro confine orientale. Ne parlava anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Ma la Francia è già uscita da Schengen, per cui in casi di emergenza determinate operazioni, determinate prese di posizione possono anche avvenire, possono anche essere prese, anche doveroso che queste vengano prese. Un controllo dei confini per uno Stato è una cosa assolutamente che bisogna fare, doverosa nei confronti dei propri cittadini. Allora, se il confine è quello di stati singoli e l'Italia, è l'Italia che deve prendere le misure per controllare i propri confini. Se il confine dell'Europa, è l'Europa che lo deve prendere, però se l'Europa questa operazione non la sta facendo, lo stiamo vedendo sia negli sbarchi che arrivano dal mare, sia in quelli da terra, allora io credo che gli stati debbano in qualche modo salvaguardarsi. Dimitri Coin, lo citava anche lei prima, l'altra frontiera, questa solo metaforica, con l'Europa è quella dei conti pubblici, se ne sta discutendo. Come Lega voi avete un cavallo di battaglia, quello della flat tax. Sì. Andrete avanti, si andrà avanti su questo tema, su questo argomento? Allora, la flat tax è un elemento di quella che è una politica economica più ampia. La politica economica più ampia è quella di far di tutto per rimettere in circolo denaro, per lasciare più soldi possibili in tasca ai cittadini e per fare in modo che questi soldi poi vengano spesi. La flat tax l'ho dimostrato ovunque sia stata applicata, che è uno delle operazioni che possono creare circolo di denaro, perché se si lasciano sulle tasche dei cittadini più soldi, questi hanno una propensione al consumo maggiore. Appunto c'è la necessità poi che questi soldi vengano spesi, che non vengano tenuti sotto il materasso e che le aziende con il risparmio che hanno reinvestano. Un inizio di flat tax, impropriamente chiamata così, è stato l'innalzamento del regime dei minimi portato a casa con l'ultima finanziaria, cioè quel 65.000 euro di limite con una tassazione al 15% e al 20% fino a 100.000 euro per le partite IVA individuali riservate ai professionisti, perché c'era anche un limite di copertura, non si è potuti andare oltre. È stato un primo passaggio e adesso si sta tentando di allargare la platea delle persone interessate a questo tipo di nuovo regime fiscale, appunto per raggiungere quell'obiettivo. Altra priorità, altro provvedimento che sta a cuore alla Lega, soprattutto qui in Veneto, è quello dell'autonomia. Anche lì il processo a che punto è? Allora, l'autonomia che è partita prima con un percorso di sensibilizzazione, che poi il popolo veneto era già ampiamente sensibilizzato su questo, e poi con la formazione, con la redazione di un provvedimento che permettesse di andare ad un referendum che si è svolto e che ha visto una partecipazione straordinaria, perché se sulla carta ha votato solo il 56%, questo è un dato che inganna, perché l'8% erano cittadini residenti all'estero. Un referendum che aveva il quorum, per cui una percentuale che ha votato no, che voleva votare no, è rimasta a casa per tentare di non far passare il quorum, e poi c'è una parte fisiologica che non va mai a votare, che può essere stimata attorno, negli ultimi anni ho fatto io un conto delle ultime 5 elezioni che hanno coinvolto tutto il Veneto al voto, dalle politiche europee piuttosto che le regionali, la media è stata del 62,5% e con un picco del 76% che era quello del referendum sulla riforma costituzionale, per cui un 25% non va mai a votare.
un 8% sono quelli che sono residenti all'estero e che per votare avrebbero dovuto tornare a casa e che ovviamente immagino non l'abbiano fatto, una piccola percentuale, buttiamola là, un 10%, sono quelli che alla fine hanno deciso di non andare a votare perché c'era il quorum da ottenere, e quindi hanno tentato di non far passare il quorum. Quindi quel 56% rappresenta davvero la quasi totalità dell'elettorato potenzialmente attivo che normalmente si reca alle urne. Che il 98% abbia detto di sì è stato un segnale fortissimo. Il quesito era chiaro, ma non era specifico sul numero di materie, sulle specificità delle materie, perché questo non era stato concesso dall'allora, mi sembra, Corte Costituzionale. Il quesito era se si voleva una maggiore autonomia. I veneti hanno risposto alla grande con questo appunto risultato straordinario, che vogliono una maggiore autonomia. È un percorso epocale, è un percorso che secondo me in questo momento può realizzarsi. È un'occasione da non perdere, è una partita che va giocata non solo nei 90 minuti, va giocato tutto il tempo di recupero che viene concesso, vanno fatti i supplementari e si va ai rigori, e se serve anche ad oltranza. Non bisogna mollare un secondo questa partita, perché è un'occasione che io ritengo sia irripetibile. In politica servono i numeri. La Lega ha 125 deputati alla Camera e ne servono 316 perché questo provvedimento passi, quindi servono i numeri degli altri partiti. Personalmente ritengo che non sia il massimo del rapporto diplomatico tra chi ti deve dare il voto continuare ad attaccarli. Cioè i 5 Stelle oggi sono quelli che ci consentiranno di ottenere l'autonomia, sono quelli che a livello parlamentare, che non vuol dire a livello governativo, perché la trattativa ora è tra regioni e governo, e capisco perfettamente che lì ci siano delle difficoltà, però io sono convinto che quando verranno superate queste difficoltà e arriverà alla Camera, i parlamentari dei 5 Stelle la voteranno. E quindi bisogna essere propositivi, bisogna spiegare il processo di autonomia, e io sono convinto che questa è un'occasione irripetibile, sono anche convinto che la porteremo a casa. A questo proposito il ministro Toninelli, il ministro delle infrastrutture, è proprio qui dalla Marca Trevigiana pochi giorni fa, inaugurando il nuovo ponte della Priula, ha detto non siamo contro l'autonomia, però vogliamo fare le cose fatte bene, non vogliamo che si ripeta ad esempio quello che è successo con il titolo quinto, con la riforma del titolo quinto, che poi, dice lui, insomma, è andata a finire in un nulla di fatto, anzi forse ha peggiorato la situazione. Però è indubbio, Coin, che insomma nel movimento più di qualcuno su questa autonomia, ecco, come dire, non ci senta molto. Ma infatti il lavoro secondo me è quello di spiegare questo tipo di percorso, perché questo è un percorso che passa attraverso la responsabilizzazione di chi amministra. L'autonomia, io ritengo, l'ho detto anche in un intervento che ho fatto in aula, un intervento breve di fine seduta, dove ho sostenuto che l'autonomia è la massima aspirazione per tutte le regioni, però devono avere la consapevolezza di avere una classe politica, economica e amministrativa che sia efficiente tanto quanto quella romana, se non di più. Noi in Veneto questa efficienza ce l'abbiamo, ci sono regioni che probabilmente non ce l'hanno, ma con un percorso come questo i loro amministratori sono costretti a rapportarsi poi con l'efficienza degli altri. Ecco qui il vulnus, che non è né dei deputati e probabilmente neanche dei cittadini del Sud. I cittadini del Sud, io sono convinto che non temano l'autonomia, e l'hanno dimostrato col 34,5% dei voti che hanno dato alla Lega alle europee. Se avessero avuto questo timore, il Sud non avrebbe votato Lega. Invece questo è un timore egoistico di chi amministra, degli amministratori che temono di venire giudicati poco efficienti. Questo è, secondo il mio punto di vista, il quadro reale. Qui in Veneto siamo efficienti più o meno su tutto, dalle proloquo alle bocciofile fino ad arrivare passando per i consigli comunali, le province e le regioni, siamo efficienti in tutto quello che facciamo, e se non lo siamo cerchiamo sempre di migliorare. Quindi bisognerà innanzitutto convincere gli amministratori di altre regioni a superare queste ma poi là è sempre anche l'amministratore di qualche regione del Sud, quando parla, sicuramente ha un'eco mediatica più importante rispetto a quella dei cittadini, però i cittadini l'hanno avuta con il voto delle europee. Col voto delle europee, che con la crescita della Lega che la Lega ha avuto al Sud, ha dimostrato chiaramente che al Sud il Sud non teme l'autonomia, non ha paura dell'autonomia,
anzi forse vorrebbe più efficienza anche a casa propria. Senta, a proposito di questioni governative, questa insistenza del Movimento 5 Stelle sulla revoca della concessione autostrade dopo i fatti di Ponte Morandi può essere un nuovo terreno di attrito? Ma io credo che lì bisogna prestare attenzione. È vero, come sembra, insomma, che probabilmente le manutenzioni sono state carenti, bisogna guardare bene le concessioni, bisogna cercare eventualmente, se fosse l'intenzione di andare in questa direzione, di farlo cercando di proteggersi il più possibile, perché poi immagino che le cause saranno assolutamente importanti sia dal punto di vista dei controvalori economici che verranno messi sul campo, e quindi bisogna andare cauti. È giusto che un concessionario che prende la gestione di una rete infrastrutturale come quella di autostrade provveda a tutte le manutenzioni del caso, e se c'è la possibilità di rimettere in gara e di dare un segnale forte, questo io credo personalmente che vada dato. È un segnale di serietà nei confronti dei cittadini, perché altrimenti in Italia si dà il messaggio che tutto può accadere, tanto il tempo poi sistema tutto, gli italiani non hanno memoria e quindi si può andare avanti. Questo è bene cambiare questo tipo di pensiero. Andiamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata con Dmitry Coin, deputato della Lega, e guardiamo così in finale un po' anche in casa nostra. Il Treviso, la marca trevigiana roccaforte del Carroccio in Veneto, ma anche a livello nazionale, l'hanno confermato le ultime elezioni europee. Il partito però a livello provinciale è commissariato proprio dopo, la sua uscita, Dmitry Coin. Lei è stato segretario provinciale, dopodiché per la scelta appunto della Lega i vari segretari, i vari responsabili territoriali, non riguarda naturalmente solo lei, ma proprio a livello nazionale complessivo, insomma si è scelto che chi era stato eletto in Parlamento o altri incarichi insomma di livello nazionale ci fosse una sorta di incompatibilità e quindi lasciasse l'incarico di segretario. Ecco, partito commissariato, si va verso una risoluzione di questa soluzione, insomma si va verso un congresso. Com'è il futuro prossimo venturo? Allora, qui c'è una convinzione che parte da un presupposto che è corretto, ma la scelta che è stata fatta alla fine è stata una scelta proprio territoriale. Il presupposto corretto è quello di un'incompatibilità. Noi abbiamo un'incompatibilità statutaria prevista per chi è eletto a parlamentare piuttosto che parlamentare europeo, consigliere regionale, con la carica di segretario provinciale. Però lo stesso articolo prevede anche le possibilità di deroga. Il Veneto è l'unica regione che ha preso questa strada, il Piemonte non l'ha fatto, le altre regioni non l'hanno fatto, in Lombardia è stato commissariato un paio di segreterie provinciali, ma per altri motivi, perché ad esempio Brescia e Bergamo non sono state commissariate per decadenza del segretario provinciale che è stato eletto in Parlamento. Ma poi hanno deciso di andare al congresso. Questa è stata una scelta che è stata fatta in Veneto, che ha toccato 6 segreterie provinciali sulle 8, perché sulle 7 province che ci sono in Veneto la Venezia è divisa in 2, quindi ci sono 8 segreterie provinciali e 6 su 8 sono state commissariate. Il momento ora è questo, adesso speriamo che sono stati messi dei commissari. Qui da noi abbiamo Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, a Padova c'è Gidoni, altro consigliere regionale, piuttosto che a Verona Nicola Finco, eccetera. E questa è una fase che io credo stia volgendo al termine, nel senso che da quel che so a breve dovranno venire riorganizzate queste segreterie. In particolare si dovrebbe, uso il condizionale perché non sono io che faccio le scelte, quindi le informazioni che ho le ho di rimando, insomma si deve partire dalla segreteria regionale, quindi del Veneto, è cascata toccare quelle provinciali. Noi abbiamo una struttura di sezione con i segretari di sezione che sono sempre stati la vera spina dorsale del nostro movimento. Siamo un movimento assolutamente capillarizzato su più di 90 comuni, abbiamo un'ottantina di sezioni comunali, per cui la forza della Lega e la resistenza
a tutte le avventure e sventure che noi abbiamo vissuto nel corso di 30 anni di storia, le abbiamo superate grazie a questa capillarizzazione forte sul territorio, segretari di sezione, militanti, a cui va il mio applauso, il mio ringraziamento per il lavoro che abbiamo fatto assieme, che continuiamo a fare, ma soprattutto che a livello territoriale stanno facendo tutti loro. Loro hanno tenuto tutto in piedi tutto e ci hanno portato a un risultato straordinario in questa tornata elettorale. Matteo Salvini ha avuto un traino enorme, Luca Zaia in Veneto altrettanto, per cui la Lega oggi è un partito che in Veneto è il partito di riferimento. C'è qualcuno, ecco, però anche alcuni militanti che lei citava, insomma, che magari gradirebbe una rappresentanza veneta più forte a livello degli organi di partito, cioè insomma inutile nasconderselo, qualcuno lamenta che non ci sia la giusta rappresentanza veneta nella Lega nazionale, federale, secondo la vostra definizione, insomma pari appunto al peso elettorale che poi la Lega ha in Veneto. È così? Io ringrazio per questa domanda, perché nelle settimane scorse è stato montato un caso proprio su questo Sui tema. vice segretari, non so se sia stato un caso più giornalistico o sia stata magari un'imbeccata voluta da parte di qualcuno dopo la nomina di Andrea Crippa a vice segretario federale. Allora, il dato oggettivo e di fatto è che Matteo Salvini, segretario federale, aveva 2 vice segretari, uno Giorgetti per la Lombardia e un altro Lorenzo Fontana per il Veneto. Perché ha messo Andrea Crippa, il terzo vice suo? Ha messo Andrea Crippa nient'altro perché è il responsabile federale, quindi il segretario federale del Movimento Giovani Padani. Quindi ha messo un riferimento per i giovani, lombardo, sì è lombardo, ma non è il Veneto che deve lamentarsi di questa cosa, perché al limite potrebbe lamentarsi il Piemonte che non ha nessuno tra i vice, potrebbe lamentarsi il Trentino, potrebbe lamentarsi il Friuli Venezia Giulia. In seno al Consiglio federale della Lega Nord, perché quello è ancora la struttura presente, abbiamo, oltre a Lorenzo Fontana, che è il vice segretario federale, quindi il vice Salvini, abbiamo Roberto Marcato, che è stato eletto al Congresso, Eric Pretto, ugualmente eletto al Congresso, Massimo Bitonci, che è il presidente della Liga Veneta, c'è Tony Darè, che è il segretario nazionale, c'era Mara Bizzotto, che era capodelegazione dell'Unione Europea. Quindi la rappresentanza veneta in seno alla Lega è assolutamente pesante. Non è vero che non è pesante, e la scelta di Crippa sul terzo nome è stata semplicemente perché era il responsabile del movimento giovani. Lo stesso Matteo Salvini in un comunicato stampa ha definito surreali tutte queste polemiche, e io le condivido in pieno. È che magari poi la militanza, la base tante volte non conosce appieno tutte queste dinamiche, quali sono i tasselli all'interno delle strutture ai livelli più alti, ma mi sento di tranquillizzarli nel modo più assoluto. Cioè la rappresentanza veneta in seno al Consiglio federale è totale. La voce c'è e si sente. Ecco, allora, in conclusione di questa nostra... Io sono vice capogruppo alla Camera, per cui sì, non possiamo lamentarci. Quindi, esatto, come si diceva, insomma, i ruoli ci sono. Ecco, Dimitri Coin, allora, proprio per concludere, gettiamo anche uno sguardo, come dire, un po' al futuro, perché la corsa non si ferma mai, appena concluse le europee, però è già tempo di parlare di regionali. Qui in Veneto un appuntamento cruciale, insomma, ci sarà uno Zaia Ter, adesso è tutto, si sta vedendo, insomma, ecco, però è già tempo di proiettarsi sul nuovo obiettivo. Assolutamente. Io ho iniziato la mia segreteria nell'ottobre del 2014, proprio alla vigilia delle elezioni regionali scorse, e su un appuntamento fondamentale, importantissimo. Io mi auguro appunto ci sia uno Zaia Ter, perché insomma Luca è il governatore più amato d'Italia, e poi sul suo futuro sarà lui a scegliere, ma io, come tutti i veneti, ci auguriamo che insomma garantisca questa continuità di operatività sul territorio. Che anche qui l'Europa magari possa aspettare. Ci sono voci che vorrebbero il governatore. Non sono scelte che passano da me, che passano da noi. Questo significa che abbiamo un governatore di assoluto valore.
A noi piacerebbe tenerselo stretto, dopo per carità sono scelte che fanno gli altri, ma comunque la partita è importante, bisognerà mettere assieme delle liste che siano rappresentative, e su questo insomma queste passeranno attraverso appunto il governatore stesso. Insomma chi fa il capo e dovrà andare ad amministrare, è giusto che si scelga la propria squadra, cosa che invece era stato il momento di tensione all'epoca 5-6 anni fa con l'allora segretario Flavio Tosi. E comunque adesso è ora di rimboccarci le maniche per questa nuova avventura. La provincia di Treviso ha 6 consiglieri regionali eletti, ne ha un assessore esterno che è Federico Canera e il governatore che è Luca Zaia, per cui anche qui il peso di Treviso è fondamentale, ma più che il peso delle singole province è importante quella che è la pianificazione per il Veneto e tutto quanto il lavoro che si sta facendo e che si dovrà continuare a fare per la nostra regione. L'autonomia, come dicevamo prima, è un percorso che noi sentiamo davvero a cuore. Ve lo dice uno che forse nel proprio animo è più indipendentista che autonomista, in quanto sono convinto da sempre che l'Europa nei prossimi decenni, per superare questa fase di difficoltà, perché organizzazioni come l'Europa, come l'ONU hanno dimostrato di avere delle difficoltà oggettive di rappresentanza e di peso politico a livello internazionale, strette tra battaglie economiche tra Stati Uniti, Russia, Cina, eccetera, dovrà andare oltre, secondo me, il concetto e l'organizzazione degli stati nazionali, dovrà rivedere un po' i propri equilibri, stare più attenta a quelle che sono aree con omogeneità di storia, cultura, tradizione piuttosto che economica, ridisegnare un po' i propri confini, ridisegnare la propria fiscalità, ridisegnare tutto un percorso che alla fine possa davvero far crescere questo continente e farlo ragionare come un partner che ragiona alla pari con le economie dette come altre grandi potenze. Assolutamente, perché i confini geografici dell'Europa non sono solamente quelli dell'Unione Europea, ma arrivano fino agli Urali e comprendono la Gran Bretagna. Torna d'attualità quell'Europa dei popoli che magari era un po' nello spirito dei fondatori, che poi è diventata forse uno slogan un po'. E poi è diventata l'Europa delle banche e delle multinazionali. Dobbiamo rivederla. Un passaggio, e approfitto così per sottolineare un aspetto, un'operazione che è stata fatta molto interessante e molto importante per quanto riguarda nei rapporti sempre con la politica internazionale degli altri stati e gli interessi degli stati, perché noi in Italia siamo abituati a guardare all'Europa come un qualcosa di comune, un bene comune, mentre i singoli stati d'Europa si fanno i propri interessi. C'è stata nel mondo dell'agricoltura nei mesi scorsi il famoso problema per l'agroalimentare italiano dell'etichettatura a semaforo, cioè quell'etichettatura che avrebbe dovuto indicare come nuoce gravemente alla salute, tipo quello delle sigarette, i prodotti che avessero nei propri ingredienti un contenuto eccessivo di sale, zucchero e grassi. Questa partita è stata portata avanti in primis dalla Francia, quindi con le proprie multinazionali, e poi a seguito da altri stati, piccoli stati, sono messi a ruota. Un'economia agroalimentare molto importante che si è affiancata a questo percorso è stata quella brasiliana. Il Brasile, che è probabilmente l'agroalimentare più importante al mondo, dà da mangiare 1.400 milioni di persone, e gran parte, più di 1 miliardo, dando da mangiare gli emigranti veneti che si sono trasferiti là a inizio del Novecento. Con il governo Bolsonaro, col cambio di governo, si sono sfilati da questo protocollo, grazie anche alle buone relazioni che abbiamo che sono con l'Italia e questo governo, con la Lega in particolare e questo governo. Si è sollevato il problema. Il Brasile si sfila da questo protocollo, e quindi questo protocollo la Francia sostanzialmente resta da solo, e tutto si ferma qua. Viene salvato il Parmigiano Reggiano, viene salvato la Ferrero, viene salvato che altrimenti sarebbero stati penalizzati da queste, esatto, il prosciutto di Parma, perché sarebbero stati penalizzati da questa etichettatura. La cosa che dispiace è vedere che
il consorzio, la società che controlla il marchio del Parmigiano Reggiano le settimane scorse è stata venduta alla Lactalis. Allora ecco che è importante che mentre troppe volte l'economia e il mondo produttivo si sono lamentati che la politica non era attenta a quello che l'economia faceva, a quello che l'industria faceva, questa volta abbiamo vissuto la delusione opposta, nel senso che è un percorso difficile che ha portato a un ottenimento di un risultato così importante, e poi il marchio è stato ceduto alla francese Lactalis, che era una di quelle che spingevano per questa direzione, perché è un prodotto di nicchia, è un prodotto particolare che non può essere replicato su scala internazionale più ampia. Speriamo che adesso non cambino i disciplinari, permettendo che venga fatto con latte che arriva chissà da dove, e quindi equiparare, tenendo il brand che tira, però equipararlo qualitativamente ad altri prodotti che sono sul mercato e di produzione industriale. E sicuramente questo è un altro fronte su cui, come diceva il nostro ospite, l'Europa ha un peso notevole, in cui chiaramente bisogna anche qui far valere, in questo caso sì, davvero gli interessi nazionali a fronte di altre economie, soprattutto nell'agricoltura, che hanno specificità ben diverse rispetto alle nostre. Io ringrazio Dimitri Coin per essere stato insieme a noi e per questa panoramica sulle varie tematiche europee, italiane e venete. Grazie allora Dimitri Coin, deputato della Lega. Grazie. Sono io che ringrazio voi e ringrazio quanti hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie. E sicuramente avremo modo di ritornare su questi temi, sui tanti argomenti in ballo. Anch'io ringrazio naturalmente innanzitutto voi per averci seguito, vi ricordo e vi invito ai prossimi approfondimenti sempre sui 97 e 500 e sui canali video di Veneto 1. A risentirci e arrivederci, a presto. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.